Direttore uscente della ULSS Polesana, medico, Edgardo Contato è il nuovo direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima. Il governatore Zaia l'ha presentato raccontando un aneddoto. A un certo punto ha fatto l'errore di dirmi: ma io sono figlio di contadini, che è anche che è un merito oltretutto, è un grande merito. E io ho detto: basta, qua magari mi dice così, tanto. E allora gli ho detto a bruciapelo, ho detto: dimmi come si fa a nascere un vitello. Cioè, mi ha stupito. Contato prende il posto di Giuseppe Dalben, che invece sarà l'uomo della transizione verso il nuovo Policlinico Universitario Patavino. Fondamentale riprendere in sicurezza, perché in questo periodo i cittadini ma anche le imprese hanno sofferto tantissimo, e in una città come Venezia, che vive del rapporto con il mondo e con il turismo, è assolutamente necessario che si riparta, che si ricominci ad avere questo feedback con l'intera, con il turismo, con il mondo intero. Noi stiamo curando molto in questa fase la parte fisica e psichica. Dobbiamo porre molta attenzione anche alla parte sociale, a quelle persone che hanno vissuto la malattia, a quelle imprese che oggi stanno soffrendo. È stata una sfida vincente. Io ho cercato di fare, come si suol dire, del mio meglio. Noi prendiamo il testimone da chi ci precede, facciamo la nostra strada e lo consegniamo al successore. Importante è farlo nel miglior modo possibile. A Venezia ho trovato una realtà splendida, parlo di Venezia, parlo di Chioggia, parlo del Miranese, del Dolese, una realtà che mi ha affiancato, che mi ha accompagnato come istituzioni, come enti, come associazioni nel cammino che abbiamo fatto qui nella ULSS 3 Serenissima, un cammino direi molto importante, che ha portato a tante realizzazioni, a tanti servizi nuovi, sempre appunto con quello spirito di servire al meglio la gente. All'ULSS 4 Veneto Orientale arriva Mauro Filippi, laureato in scienze infermieristiche, il primo DG d'Italia, ha evidenziato Zaia, che viene dal percorso infermieristico. La responsabilità di far bene e fare bene anche per i colleghi che ci guardano, che mi guardano, e la conferma che il Veneto dà anche queste opportunità.